ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al territorio, potere a Sammy Varin. Buongiorno ancora, 4 minuti dopo le 11 del mattino, anzi 5 minuti dopo le 11 del mattino. Sì, sono proprio io, Sammy Varin. Tra poco vi porto nella musica indipendente, già arrivata nei nostri studi, Varda Lalè, è arrivata Deborah Blumetti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Quale onore, un artista indipendente con una voce splendida che, devo dire, vi regalerà buone emozioni e soprattutto delle cover che non vi aspettate. Tra poco vi diamo un assaggio. Prima però un'occhiata alle ultimissime notizie. È partita la riunione d'urgenza per il governo sul ponte sullo Stretto, una delibera per andare avanti. La Corte dei Conti si fa sentire, dopo tutto quello che abbiamo detto questa mattina, chiedendo rispetto per i magistrati. Questa è l'apertura del sito del Corriere della Sera. Torneremo su questo argomento, adesso c'è la pausa con il collegamento con il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie signor Presidente. Il provvedimento che esaminiamo oggi, già approvato al Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica di una serie di emendamenti agli accordi istitutivi degli organismi finanziari internazionali dei quali l'Italia è membro. E lo spirito di questo provvedimento è fare funzionare tutti questi istituti multilaterali di sviluppo, banche multilaterali e anche fondi multilaterali, perché si tratta in particolare della BIRS, della BERS, la Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo, che nacque per portare sull'economia di mercato l'Est Europa, che era ex comunista, e della Banca Africana di Sviluppo, che si inserisce anche molto bene nel piano Mattei varato da questo governo, dal Fondo Africano di Sviluppo come sopra, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Interamericana di Sviluppo. Questo sembra un disegno di legge molto tecnico, ma dobbiamo fare anche qualche riflessione politica e strategica. Il modo in cui l'Italia sceglie di stare dentro il sistema della cooperazione economica multilaterale in un momento in cui tensioni geopolitiche, conflitti regionali e dinamiche economiche globali impongono di ridefinire il ruolo degli Stati all'interno di queste istituzioni. Come è stato illustrato dal collega Formentini, seduto alla mia destra, relatore del provvedimento della terza commissione, le modifiche proposte sono volte ad aggiornare gli strumenti operativi e i meccanismi di governance delle istituzioni finanziarie internazionali. Nel caso della Banca Mondiale e della BERS si prevedono l'eliminazione dei limiti massimi di esposizione nei confronti dei singoli paesi per consentire interventi più rapidi e mirati in contesti di crisi. La BERS inoltre viene aperta alla partecipazione di nuovi Stati membri come l'Iraq e l'Africa subsahariana, segnando un ampliamento della sua sfera geografica di azione anche alla luce delle nuove influenze geopolitiche che hanno visto per esempio la creazione del corridoio atlantico, in modo che paesi come Mali e Chad escano da determinate influenze, tra cui quella del Daesh e non solo. Il Fondo Africano di Sviluppo introduce una modalità per la ricostruzione delle risorse con l'obiettivo di garantire maggior continuità ai finanziamenti concessi ai paesi più basso reddito, mentre gli emendamenti relativi all'FMI aggiornano le quote e i diritti dei voti dei membri al fine di rispecchiare in modo più realistico i paesi e i pesi economici degli azionisti, dei contribuenti. Quindi, per ricapitolare, sostanzialmente questo non è semplicemente un provvedimento tecnico, ma un provvedimento politico che si inserisce non solo nella pragmaticità, nella praticità, nel pragmatismo del gruppo Lega, del movimento Lega, e tra l'altro non a caso è stato scelto un contabile, un commercialista come me a fare questa dichiarazione di voto, ma anche un significato politico, cioè
vogliamo fare cooperazione, vogliamo farla meglio, vogliamo fare sviluppo, vogliamo farlo meglio, vogliamo ridefinire al meglio i ruoli di queste istituzioni multilaterali. Perché? Perché, ad esempio, la IBRD, la Banca Europea per Ricostruzione e Sviluppo, nacque per la transizione da economie socialiste a economie di mercato. Qual è il nuovo posizionamento di questa banca? Nella World Bank, nel Fondo Monetario Internazionale, come Italia contribuiamo, ma ancora non pesiamo abbastanza, e lo vediamo per esempio nei tender di queste istituzioni che vengono spesso assegnati a aziende, imprese, istituzioni cinesi, turche o altro. Quindi, per ricapitolare, questo provvedimento migliora la situazione e quindi come gruppo voteremo a favore. Grazie onorevole. Qui Parlamento. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Parlami. Come il vento fra gli alberi. Parlami. Come il cielo con la sua terra. Non ho difese, ma ho scelto di essere libera. Libera. Adesso è la verità. L'unica cosa che conta. Dimmi se farai qualcosa, se mi stai sentendo. Avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi. Siamo nella stessa lacrima. Come un sole e una stella. Luce che cade dagli occhi. Sui tramonti della mia terra. Su nuovi giorni il sole mi parla di te. Mi stai ascoltando? Ora la luna mi parla di te. Avrà cura di tutto quello che mi hai dato. Anche se dentro una lacrima. Ascoltami, ascoltati, ascoltami.
Come che ti ascoltiamo, cara Deborah Blumetti, ciao! Grazie, ciao a tutti. Che vocina, oh, siamo rimasti tutti a bocca aperta. Questa canzone è particolarmente facile, devo dire, che hai Molto. scelto. Luce, chi è che la interpretava? Elisa. Elisa, quindi già un ricordo stupendo, ma soprattutto una prova di bravura che mi dicevi è stata la prova che hai fatto anche in quale altra occasione? Allora, la mia prima audizione nell'accademia dove ho iniziato, diciamo, gli studi, mi avevano chiesto di portare una canzone e io, ma facciamo Luce. Ma è quella di Elisa? Assolutamente sì. E dai! Cioè, il fatto che siano rimasti tutti a bocca aperta in quell'audizione, giustamente ti ha portato fortuna e hai detto questa ce la riportiamo Esatto. ancora ai giorni nostri. Signori, c'è Deborah Blumetti in programmazione su Radio Libertà da qualche settimana. Ti ho scoperto dopo che hai incontrato Daniele Piovani. Esatto, sì. Come è successa questa cosa? Perché prima di tutto lo salutiamo, il Ciao Daniele Dani. è un grande professionista e sta aiutando moltissimi artisti indipendenti a partire o a migliorare. Nel tuo caso a migliorare o ancora di più forse a scoprire una parte di te che in questi anni avevi un po' dimenticato. Esatto. Perché Deborah? Che cosa stai portando avanti in questi anni? La Deborah non è appena approdata all'interno del canto, della musica indipendente, dello spettacolo, è già da un po' di anni, tantini, che si trova in questo ambito. Cosa stai portando avanti in questi anni? Allora, diciamo che io sono un'insegnante di canto e quindi da 5 anni circa lavoro in accademie e scuole e però diciamo che mi ero un attimino dimenticata anche del mio essere cantante, perché poi si dona tutto agli altri e dici: "Okay, bello, ma io?" E quindi ho detto: "Visto che comunque sono anche una cantante, perché non fare qualcosa anche di mio?" E diciamo che sui social io già seguivo Daniele Piovani e poi mi ha iniziato a seguire anche lui e man mano parlandoci abbiamo deciso di iniziare una collaborazione che unisce anche appunto 2 materie che fanno comunque parte della musica, però insomma a volte non è che, sono strettamente collegate, nel senso magari uno scrive e basta o canta e basta. In realtà abbiamo detto: "Ma perché non facciamo, una collaborazione che può portare a delle cover riarrangiate come quello che abbiamo fatto, a degli inediti", unendo anche molto la sua bravura da songwriter, che vabbè io non so molto scrivere, sto imparando, e quindi diciamo che io ho detto: "Beh, io metto il canto, tu metti la scrittura e insieme facciamo un qualcosa di bello anche per, appunto, riscoprirmi", che mi mancava un po'. Capite? Questi artisti fanno anche un po' il lavoro dello psicologo, cioè ti migliorano la tua vita, sia che tu sia alle primissime armi, e sto parlando a molti giovani, giovanissimi che ci seguono e che hanno bisogno di consigli, che hanno bisogno di essere guidati per incidere il primo pezzo inedito, sia a chi ha già tanta esperienza come la Deborah Blumetti che insegna canto e che ha pensato in tutti questi anni agli altri, Francescana, Deborah Blumetti, ma si è dimenticata di se stesso e magari questa cosa ti dà ancora più forza per andare avanti, ti fa ingranare una marcia in più. Per andare avanti, e qui torniamo all'argomento di cui disquisiamo spesso su queste frequenze, di cui abbiamo parlato prima davanti al video della nostra radio, non certo per diventare famosa o per fare soldi o per andare in questo social o per andare a Sanremo. Questa è una cosa interessante. Perché? Deborah Blumetti, dove vuoi arrivare? Cosa vuoi fare? Qual è la tua esigenza, la tua poetica nel lavoro che fai ogni giorno? Perché è interessante anche questa cosa. Oggigiorno guardare i giovani sembra quasi che tutti vogliano diventare famosi, vogliano diventare dei pezzi grossi facendo i social, facendo questi contest che non ti danno niente, però se ti va di culo vai a Sanremo facendo amici, no? E tutti allora provare a fare amici. Dov'è che stiamo sbagliando, Deborah? E tu personalmente dove vuoi arrivare? Cosa vuoi fare? Che cosa ti spinge a fare questo che è diventato per te ormai da anni un vero e proprio lavoro? Perché
come cerchiamo di far capire, non c'è soltanto il disco, il canto, il palco, ma c'è tutto qualcosa intorno, c'è tutto un mondo intorno all'interno dello spettacolo che è bellissimo, è interessantissimo, è come dire la radio la sto facendo io, Sammy Varin, ma ci sono anche i registi, Simone 1, Simone 2, ci sono i tecnici, c'è la post-produzione con Vincent, ci sono tanti amici che ci danno una mano, poi alla fine quello che vi arriva è la voce di Sammy Varin, ma non c'è solo quello. Che cosa fa Deborah Blumetti e soprattutto cosa ti ha spinto a fare questa cosa e qual è la situazione? Ma quante cacchio di domande ti sto facendo? Qual è la Non ti situazione preoccupare, ricordo oggigiorno? tutto. No, sono tante cose sul tavolo che poi si ricollegano, perché c'è Certo. un unico filo conduttore. Che cosa sta succedendo, Deborah? Allora, secondo me parte tutto un po' da una persona, dal pensiero che una persona ha del proprio lavoro. Quindi io ad esempio ho un pensiero molto psicologico, che si lega molto anche appunto alla psicologia della musica, cioè per me la voce o comunque uno strumento, la musica in generale è un riconoscimento e riconoscere se stessi. Quello che secondo me non avviene nei talent di oggi, perché vuoi o non vuoi sei sempre un pochino diciamo, limitata secondo me, proprio nell'esprimere anche, le tue volontà, le tue fragilità, perché delle fragilità non parla mai nessuno. Ma è tutto molto bello, no, anche nei Vero. social, ma se pensiamo anche a delle foto, no, si sceglie sempre la più bella. Il che sì, va bene, però se magari parliamo del personale, voglio mettere una foto mia e vabbè allora scelgo la più bella. Però quando si parla di musica, secondo me la cosa, sulla quale prestare molta attenzione sono appunto è la fragilità. La fragilità perché la musica non è tutto oro, come non è tutto brutto, okay, e quindi parte proprio dal desiderio infatti, il mio album di cover si chiama La mia voce, perché parla di me, parla di quello che a me piace esprimere, quello che a me piace sentire mentre canto. E molto spesso noi cantanti abbiamo paura della nostra voce. Non solo a livello Questa è tecnico. una notizia, attenzione. Sì, non solo a livello tecnico, ma, non siamo abituati a sentirne tutte le sfaccettature. Perché diciamo nello speech, nel parlato normale abbiamo quel tono, okay, quando ci arrabbiamo abbiamo un tono un po' più duro, quando siamo tristi ce l'abbiamo morbido. Nel canto in realtà siamo molto, fragili perché non riusciamo a mettere tutto insieme. E quindi da lì dici: "Okay, ma quindi io ho tutti questi colori? Pazzesco." E quindi secondo me è proprio il vedere la musica come un aspetto di se stessa. Te capì? Hai Sì. qualcosa da aggiungere, Sammy Varin? No, in effetti restiamo così ad ascoltarti e capiamo una volta di più che la voce è una cosa bellissima, è un cavallo che devi domare, devi imparare a cavalcare, devi imparare che potrebbe avere delle reazioni che non ti accorgi, quindi devi imparare a dominarlo e a rimediare a certi errori. Ed è un'avventura bellissima questa voce, perché poi ti fa scoprire tante cose di te stesso, le fa scoprire agli altri, a volte gli altri scoprono dei lati di te che non conoscevi neanche tu. Esatto. Ma arrivano agli altri. Quindi ragazzi è una Esatto. cosa misteriosa e stupenda ed è bellissimo secondo me quello che sta accadendo da tanti anni che lo predico, cercare di iscrivere vostro figlio, vostra figlia, vostro nipote a questi corsi di canto, perché è uno sport, lo chiamo io, interessantissimo, che ti permette di conoscere meglio te stesso, che ti permette di esprimerti meglio e ti fa sfogare. E porco cane se Ti fa ti fa sfogare sfogare. sì, ma proprio ti sprona. Io ero molto timida da piccola e infatti questo mi ha portato a non fare subito canto, ma a scegliere altre strade per poi ritornare appunto sulla mia vocazione, diciamo. Io ero timida, non parlavo con nessuno. Mi mettevo sul tavolo e disegnavo.
Vedi? Perché Infatti un'ansia prima della Madonna, cioè. è scesa dalle scale, si è seduta lì su un tavolo, ha cominciato a disegnare. Ho detto: "Ma Deborah, che cosa stai Poi io ho facendo?" preso confidenza, capito? Poi ha iniziato, no, e adesso è qua col frustino. "Allora, registi, avanti, fate questa cosa." No, ma guarda, il canto ti è servito. Mi è servito un sacco perché non pensavo di poter parlare anche davanti a una persona. Cioè, tempo fa non avrei mai fatto questa cosa, perché, oh mio Dio, in soggezione, non sia mai. E invece sono qua. È la prima volta che vieni in radio, capito? Ma non ditelo, non sembra, non sembra. È Assolutamente. l'effetto del canto, signori. Cioè io potrei alzarmi e andarmene, condurrebbe lei l'intera Dammi dei mattinata. fogli Bello? e io conduco. Bello. No, è un esempio molto bello, ripeto, per chi ha voglia di trasmettere e per chi è chiuso, avrebbe voglia, ma ecco, provate anche con il canto, provate a imparare anche a suonare uno strumento, Assolutamente. certamente. Anche a scrivere, eh? Sì. Sì, fa buttare fuori magari anche delle idee che reprimi. E quindi tu le butti fuori. Ovviamente fatevi seguire da delle persone competenti, ecco, quello sì. E in questo caso, certo, oltre al già citato Daniele Piovani, ma c'è la stessa Deborah Blumetti che ti insegna a cantare, ti insegna tante situazioni che servono poi anche, sembra incredibile, nella vita. Ci stai pensando, Simone Due? Manca solo che ti metti a cantare adesso. Siamo fritti, veramente. Diciamo che se mi metto a cantare io spacco qualche vetro. Ma è lì il bello, che Esatto. qui abbiamo tutti doppi vetri e quindi resistono. Scopri di saper spaccare i vetri. Vero. È una roba meravigliosa. Vabbè, c'era qualcuno che spaccava il bicchiere, Esatto. non si è mai saputo se fosse vero, ma forse lo stereo troppo a palla, chi lo sa. Deborah Blumetti, signori. Cercatela sugli store digitali. Cosa bisogna scrivere? Deb Blumetti. Deb Blumetti. E mi trovate sotto come la Deb. Fantastico. Va benissimo. Soprattutto cercate il suo ultimo album che si chiama La mia voce, che sto trasmettendo in rotazione ogni settimana un pezzo differente, perché penso appunto che la tua voce abbia forza, potenza e anche coraggio, perché comunque fare un pezzo come quello che abbiamo sentito, Luce, ce ne vuole di coraggio. Grazie. Ma anche altri pezzi, e adesso chiudiamo con uno di questi. Quale mettiamo? Dai, facciamo emozioni. Ci Emozioni. emozioniamo un pochino. Dai. Altro pezzo proprio facile assolutamente, che però Deborah Blumetti ha rivisitato grazie appunto all'incontro con Daniele, il Daniele, assolutamente. e che utilizziamo per salutarci e darci appuntamento a quando? Cosa bolle in pentola? C'hai in mente qualcos'altro? Allora, Vuoi c'è una spoilerare? sorpresina per Natale. Dai, Dicembre, Natale, però mi non piace. posso dire niente, però è qualcosa veramente di bello, bellissimo. Lo voglio. Sempre con Daniele Piovani, Lo ovviamente. voglio, Daniele, lo voglio avere per primo, perché mi piace avere queste anteprime. Signori, non cerco gli artisti mondiali, io sono sul locale, gli artisti indipendenti per me e anche per voi ascoltatori che ormai lo sapete, è oro colato la musica indipendente. La mia voce, Deborah Blumetti, è stato un piacere e un onore. Grazie anche per me, grazie mille a tutti. A prestissimo, ascoltate questa versione di Emozioni. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere
e stringere le mani per fermare qualcosa.